Il ramandolo, e in particolar modo anche quello che produciamo noi come cooperativa di Ramandolo, è un vino che non va abbinato essenzialmente con i dessert. Anzi, quando parliamo di dessert, l'abbinamento ideale sarebbe solo la pasticceria secca. L'abbinamento principe è fatto con i formaggi arborinati, gorgonzole, formaggi stagionati e con prosciutti come quello di San Daniele, caratteristiche e piatti tipici. Negli anni 70 persone venivano proprio a Ramandolo e proprio all'osteria che gestivamo come cooperativa a bere il ramandolo della cooperativa di Ramandolo in abbinamenti con formaggio e prosciutto di San Daniele. Questi abbinamenti, così per molti inusuali ma caratteristici per noi, sono inoltre importanti per far percepire come questo vino non sia solamente un vino da meditazione, ma anche un vino da bere come aperitivo alle 11 o alle 5, poiché è un vino che sa scaldare il cuore e sa rendere unica la giornata, la serata.